Amici e trignole, tornai a mangiare bene e spendere poco. Anche parliamo di Vanzarotti, perché chiaramente dopo le feste vi sarà restato lì, secondo me, ancora tocchi del panettone, del zelten, fugazzette, biscottini vari, insomma, ecco. Invece che buttarli via, sì, proprio degli oselotti, insomma, ma invece che buttarli via, che è un sistema per fare veramente una roba che è meglio dei panettoni che avanzate. Non so se mi spiego. Allora, voi sapete tutti questi tocchi del panettone, del zelten, insomma, quel che resta in casa. Che anche un panettone che avanza, vabbè, usa anche quella, anche se le frese, non c'è problemi. Dai su tocchettini, bene, no? Cioè, mica proprio a fare polvere, no? Cioè, e buttezzo andiamo su pierota, no? Lì dentro che butte un po' di latte, una spruzzata appena di zucchero, perché tanto ne sta dentro zucchero, insomma, e Charadov, che è fatta a parte, no? Butte che anche il tuollo, che tanto, insomma, calorie su calorie, ma chi se ne frega, ormai la panza l'hai messa su, prima la toglie via. Allora, fatto questo, se proprio vuole anche un tocco così di alta cosina, la moca del caffè, non la moca intera, il caffè che è dentro la moca, dentro. Vedete una passata, no? Dopodiché c'è sta forma, una schizzezo ben, che putte su una spruzzata di cacao e si chiama il zucchero lì, quelli a velo, insomma, ecco, quelli che va dappertutto quando te tiri fuori. E dopo dentro nel freezer. E lascia lì, diventa come gelato praticamente. No, non stai tirarlo fuori quando l'è ormai in mattone, cioè quando sei un po', no? E che buon che l'è, e che n'ha, e to così liberi fuori tutti i cassettotti di Vanzarotti. Alla prossima.